Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Resta in silenzio anche davanti ai magistrati di Agrigento il rumeno accusato del duplice femminicidio di Naro. Confermati i dettagli agghiaccianti della notte di sangue la settimana scorsa. Intanto altre donne denunciano violenze a Caltanissetta, Catania e Siracusa. Arrestati 2 uomini per un terzo allontanamento obbligato. Questo non è lo stato in cui mi riconosco. Durissima la reazione del governatore Schifani alla decisione di Roma di non concedere i fondi per l'emergenza incendi di luglio, attesa adesso per la giunta regionale convocata per il pomeriggio. Messina, dietro l'ambulantato abusivo c'è la mafia, l'atto d'accusa del comandante della polizia metropolitana, aperta un'indagine della procura. Ancora un weekend di violenza e vandalismo a Palermo, un uomo accoltellato in periferia da una banda di ragazzini, danneggiato l'edificio di una scuola e c'è stato anche un raid nel reparto dell'ospedale Villa Sofia. Pure a Catania i vandali devastano una scuola, a Librino, appiccato il fuoco alla segreteria, a Soquadro l'ufficio della preside. Freddo e pioggia e vento picchiano in Sicilia. Dopo la tromba d'aria dell'Epifania, a Siracusa si contano i danni. Il Marina Yachting nel Porto Grande distrutto da una nave da crociera che ha rotto gli ormeggi. Nel carcere di Augusta ha aperto un'inchiesta dopo la morte di un detenuto per malore. È il 4º caso negli ultimi mesi di decessi dai contorni non chiariti in questo stesso penitenziario. La denuncia del sindacato degli agenti di custodia. Belli come con i filtri di Instagram. I social, nuovo riferimento per la medicina estetica a basso prezzo, ma ad alto costo per la salute. L'allarme dei medici estetici: nessuno può iniettare sostanze nel vostro corpo senza averne i titoli. Calcio, batoste di inizio anno per Catania e Messina. Gli acquisti del mercato di riparazione non bastano a Lucarelli per evitare la sconfitta a Crotone. Messina superato in casa dal Cerignola. Giallorossi quartultimi. Bentrovati. Fa scena muta anche davanti al GIP del Tribunale di Agrigento il rumeno accusato del duplice femminicidio di Naro. Adesso il giudice dovrà decidere sulla convalida del fermo. Testimoni e autopsia hanno già permesso di costruire in gran parte il film dell'orrore della settimana scorsa. Lorena Dolci. Ha scelto ancora il silenzio, nessuna ammissione. Continua ad avvalersi della facoltà di non rispondere Omar Edgar Nedelkov, il rumeno di 24 anni accusato del duplice omicidio di Delia Zarnisco e Maria Ruz, 54 e 58 anni, massacrate nelle loro abitazioni nel centro storico di Naro, nell'Agrigentino. L'uomo è stato interrogato in videocollegamento dal carcere di Gela, dove è detenuto. Il GIP dovrà adesso decidere sulla convalida del fermo. Ma procura e carabinieri hanno già ricostruito in gran parte il film di quella notte. Nedelkov avrebbe ucciso dopo il rifiuto delle vittime di avere con lui un rapporto sessuale. Una reazione violenta, selvaggia, bestiale. L'autopsia ha confermato la brutalità dell'aggressione, lesioni plurime e colpi ripetuti. Tutto comincia a cena da Delia la sera del 5 gennaio. Ben presto l'atmosfera fra i 3 commensali degenera, complici l'uso abbondante di alcol. Il più giovane, ubriaco, molesta la padrona di casa, che non esita a mettere i 2 uomini alla porta. L'amico cinquantenne torna a casa. Omar invece si dirige dall'altra donna, sacra e sola. Maria, ignara, gli apre la porta. Viene uccisa, forse violentata, infine bruciata, legata ad una poltrona. Poi l'assassino esce di casa. Una telecamera lo riprende. Con i pantaloni ancora abbassati controlla dalla finestra le fiamme. Sono le 3:50, ma è solo il primo atto. Nedelkov torna infatti da Delia. Con una spallata sfonda la porta, la colpisce alla testa usando di tutto, anche un televisore. Finito il massacro, cerca di costruirsi un alibi, ma sia l'ex fidanzata che l'amico rifiutano di coprirlo. Oggi i vigili del fuoco sono tornati nella casa della donna bruciata. Mercoledì arriveranno i RIS, supplementi di indagine per aggiungere frammenti a questo film dell'orrore. Ancora casi di maltrattamenti familiari e violenza sulle donne in Sicilia. Nelle ultime ore 3 nuovi episodi nelle province di Caltanissetta, Catania, Siracusa. Emanuela Corsi.
Vessate, picchiate, umiliate, spesso davanti ai figli. La triste scia di maltrattamenti sulle donne si allunga anche in Sicilia, dove nelle ultime ore sono emersi 3 nuovi casi accomunati da un unico denominatore, la violenza di genere. L'ultima a Niscemi, nel Nisseno, dove un 47enne, dopo anni di violenze sulla moglie, era convinta che questa volta si era spinto troppo oltre, che quelle bastonate, date con ferocia, ne avessero causato il decesso. Così si è presentato davanti ai carabinieri per confessare. L'ho fatta grossa questa volta, ho esagerato. Non volevo farle così male, l'ho ammazzata. L'aggressione è cominciata dopo che la donna aveva fatto notare al marito di essere rincasato tardi per il pranzo. Alla presenza dei figli che hanno tentato di difendere la madre, il 47enne ha prima tentato di tirare una sedia alla donna, poi ha rovesciato il tavolo da pranzo e sempre con un piede del tavolo ha iniziato a colpirla. Da qui la convinzione di averla uccisa. La donna, con mascella e denti rotti, è stata portata al pronto soccorso. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere per maltrattamenti e lesioni aggravate. Nel catanese, invece, il GIP di Catania ha ordinato gli arresti domiciliari al braccialetto elettronico per un uomo di 31 anni di Biancavilla, accusato, oltre che di maltrattamenti in famiglia, anche di violenza sessuale aggravata. L'indagato, infatti, non si limitava a picchiare e maltrattare la moglie fin dai primi tempi della convivenza anche davanti ai figli di 8 e 10 anni, ma la costringeva con la forza ad avere rapporti sessuali. Inoltre le impediva di incontrare i propri familiari, di prendere la patente e di lavorare. I carabinieri in casa della coppia hanno trovato 2 pistole a salve senza il tappo rosso, usate per minacciare la donna. Ad Avola, nel siracusano, un 36enne di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine, è stato allontanato dalla casa familiare perché più volte avrebbe minacciato e aggredito fisicamente e verbalmente la moglie per futili motivi, costringendola a recarsi spesso al pronto soccorso. La donna, anche lei marocchina, al culmine dell'esasperazione ha denunciato l'ennesimo episodio vessatorio da parte del marito ai carabinieri. Resta ai domiciliari Martina Gentile, la figlia dell'amante storica di Messina Denaro, Laura Bonafede, arrestata per aver aiutato il capomafia durante la latitanza e per averne gestito la distribuzione dei pizzini. Il Tribunale del riesame di Palermo ha respinto la richiesta di scarcerazione illegale della ragazza, autrice anni fa di un necrologo in cui si dichiarava fiera di essere la nipote di un boss, Leonardo Bonafede. Questo non è lo stato in cui mi riconosco. È stata durissima la reazione del presidente Schifani alla decisione di Roma di non concedere i fondi per gli incendi di luglio a Palermo e dintorni, e c'è attesa adesso per la giunta regionale di governo convocata per il pomeriggio. Manlio Viola. Ammonta a ben 500 cartelle la documentazione inviata dalla Protezione Civile siciliana a quella nazionale sugli incendi che hanno devastato e causato danni per 150 milioni di euro, oltre a uccidere 6 persone la scorsa estate a Palermo. A dirlo è l'assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro, che attacca la scelta nazionale di non concedere lo stato di emergenza dopo 7 mesi di analisi di una documentazione affatto insufficiente. Una scelta che già ieri ha fatto saltare sulla sedia il governatore Renato Schifani, che è arrivato a dire: questo non è lo stato in cui mi riconosco. Il tema sarà affrontato nel pomeriggio durante una giunta regionale di governo convocata a Palermo con all'ordine del giorno 8 punti, fra cui anche incendi e manager della sanità. C'è attesa per capire quali saranno le iniziative della regione. E non è bastato a stemperare gli animi la decisione dell'ex governatore siciliano e attuale ministro della protezione civile Nello Musumeci di convocare le 2 protezioni civili, quella nazionale e quella regionale, a Roma, sostenendo che la documentazione della Sicilia fosse insufficiente. Una pezza che nessuno sembra intenzionato a far passare. È finito dunque l'idillio fra Nello e Renato, nonostante Schifani avesse detto più volte che il suo governo sarebbe stato in continuità con quello precedente. I rapporti tesi fra Forza Italia e Fratelli d'Italia portano anche a queste rotture. Dietro l'ambulantato abusivo di Messina c'è la mafia. Sono pesanti le parole che il comandante della Polizia Metropolitana della città ha pronunciato in Consiglio Comunale, già aperta un'indagine da parte della Procura. Francesco Triolo. Una denuncia pesante in un luogo istituzionale durante una seduta ufficiale. Le parole del comandante vicario della Polizia Municipale e comandante della Polizia Metropolitana di Messina, Giovanni Giardina, hanno spiazzato tutti. Dietro all'abusivismo commerciale, all'occupazione di suolo pubblico in maniera illegale, non autorizzata, c'è un'organizzazione criminale, mafiosa io direi, che decide, che si sostituisce al Dipartimento Attività Produttive del Comune
stazione di Messina. Sarebbe un doppione, però illegale. L'ufficiale non ha voluto aggiungere tanto altro per via di un'indagine già aperta sull'argomento dalla Procura della Repubblica, ma occorre ricordare come proprio il comandante Giardina fu aggredito brutalmente lo scorso 19 ottobre da 2 ambulanti e fu costretto al ricovero in ospedale. I 2, padre e figlio, sono stati arrestati, ma l'inchiesta sta cercando di scoperchiare il sistema dell'ambulantato abusivo in tutte le zone della città di Messina. Decide l'occupazione, decide l'importo perché c'è un pagamento dietro, decide questi ambulanti dove si devono rifornire di frutta, verdura, ortaggi e quant'altro. È assodato, perché se andiamo a vedere dove sono stato aggredito io, via Salandra, la farina, adesso che quei signori purtroppo sono agli arresti, non si è messo più nessuno. Si potrà mettere solo qualcuno quando la famosa organizzazione deciderà di collocare qualcuno lì. Dirà l'organizzazione: no, quelli non ci sono più, mettiamo questi altri. Ancora un weekend di violenza e vandalismo a Palermo. Un uomo accoltellato in periferia da una banda di ragazzini, danneggiato l'edificio di una scuola. E c'è stato anche un raid in un reparto dell'ospedale Villa Sofia. Marco Cullà. Un uomo accoltellato, raid nel reparto di radiologia dell'ospedale Villa Sofia e il plesso di una scuola danneggiato. Palermo, un nuovo weekend all'insegna di violenza e vandalismo. L'episodio più grave in via Lete nel quartiere di Partanna Mondello. Un uomo di 32 anni viene accoltellato dopo aver scoperto un gruppo di ragazzini che stavano per rubare la sua bici. Ha incrociato i ladri in via Lete ed è intervenuto nel tentativo di metterli in fuga, ma per tutta risposta è stato affrontato a muso duro e colpito a coltellate alla spalla sinistra e all'addome. Rimasto ferito, se la caverà con qualche giorno di prognosi. Brutta sorpresa invece questa mattina per il personale, gli studenti e i genitori dei piccoli alunni del plesso Alongi della scuola Salgari di Palermo. L'istituto scolastico di via Niccolò Alongi, che ospita la materna e l'elementare, è stato vandalizzato e saccheggiato. Per circa 250 bambini questa mattina niente scuola dunque, con i genitori che sono stati costretti a riportare i bambini a casa. Fatta luce intanto su una rapina avvenuta a marzo scorso ai danni di 2 donne rapinate in via La Lumia, arrestato un 37enne. Ieri invece il raid nel reparto di radiologia dell'ospedale Villa Sofia. Un uomo è entrato e ha messo tutto a soqquadro danneggiando i monitor della nuova TAC acquistata grazie ai fondi del PNRR e che doveva entrare in funzione proprio in questi giorni e che adesso invece non potrà essere utilizzato. E anche a Librino, rientro dalle vacanze amaro all'istituto comprensivo Vitaliano Brancati. I vandali rompono nel plesso centrale di Viale San Teodoro e rubano arredi, l'IM e i soldi delle macchinette del caffè e delle merendine. Sconvolta la preside Torino De Mana. Aule e corridoi danneggiati, apparecchiature rubate, LIM e monitor staccati dai muri, faldoni dati alle fiamme. Rientro da incubo all'istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Librino, dove purtroppo i vandali non sono andati in vacanza, anzi hanno sfruttato i giorni di chiusura per compiere l'ennesima azione indegna. Amara sorpresa per gli operatori scolastici, cui non è rimasto altro che avvisare i carabinieri. Niente lezioni quindi e sopralluogo dei militari dell'Arma alla ricerca di elementi utili alle indagini. Sul posto anche il sindaco Trantino, l'assessore all'istruzione Guzzardi e funzionari di ASP ed ARPA. Secondo i primi accertamenti, i malviventi sono entrati in azione da un ingresso laterale, lo vedete, probabilmente utilizzando un piede di porco per scardinare la porta in ferro. Una volta entrati hanno messo a soqquadro tutto, senza risparmiare nulla. Devastati gli arredi scolastici con libri, quadernoni e l'occorrente didattico sparsi per terra. Poco più là le macchinette di caffè, bevande e merendine sono state distrutte per racimolare pochi euro. Quella che vedete invece la segreteria dell'istituto, dove è stato appiccato un incendio che ha incenerito la documentazione della scuola e non è stato risparmiato neanche l'ufficio di presidenza con sedie, tavoli ed armadi sparpagliati a terra. Ancora incredulo il dirigente scolastico Elga Maria Grazia Schembri. Abbiamo trovato la scuola vandalizzata e hanno portato via tante LIM, computer, gli armadi tutti scardinati. È una lotta contro il tempo per cercare di riaprirla almeno domani, ma è possibile? E speriamo, insomma, se non domani, dopodomani al massimo. Certo, non possiamo tenerla chiusa a lungo. Preside, la battaglia per la legalità passa anche dalla scuola, però questi episodi non aiutano. No, non aiutano sicuramente.
Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Librino e della compagnia Fontana Rossa di Catania. Freddo, pioggia e vento non lasciano la Sicilia. Dopo la tromba d'aria dell'Epifania, a Siracusa si contano i danni. Il Marina Yachting nel Porto Grande distrutto da una nave da crociera che ha rotto gli ormeggi. La procura ha aperto un'inchiesta. Francesco Aloi. La forte ondata di maltempo che nel giorno dell'Epifania ha flagellato la Sicilia ha lasciato il segno. Qui siamo a Siracusa. Un'attività distrutta. Il titolare definisce così il Marina Yachting. La MSC Sinfonia con la tromba d'aria ha rotto gli ormeggi ed è finita qui. Ha una stazza di circa 60.000 tonnellate. Tenga conto che è lunga più di 300 metri, quindi ci siamo trovati questo mostro in prossimità dei nostri pontili e delle imbarcazioni ed è stato veramente agghiacciante. Il gigante del mare era in balia di vento e corrente. Nel giro di pochissimi minuti ha travolto pontili e imbarcazioni. Ha travolto tutta la nostra struttura e poi di conseguenza la struttura è andata addosso a delle imbarcazioni ormeggiate, qualcuna è affondata. La nave non ha risparmiato nemmeno la banchina 4 del Porto Grande che, come vedete, è stata danneggiata. Sono più di 300 i metri che separano il Marina Yachting dalla banchina 3 del Porto Grande, una struttura che esiste dai primi anni 2000, prima che arrivassero le crociere. Non è uno spettacolo bello, avere delle navi di queste dimensioni all'interno della baia, per tutta una serie di motivi, anche un impatto visivo, impatto ambientale. Mentre freddo e vento continuano a colpire la Sicilia, la Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo per disastro colposo. Qui si aspettano che i danni vengano risarciti, tutti. Un detenuto è morto nel carcere di Augusta. Aveva chiesto aiuto a un agente. La Procura di Siracusa apre un'inchiesta. Già a maggio, nello stesso penitenziario, erano deceduti altri 2 detenuti per sciopero della fame e un terzo è finito suicida. Desiree Ferlito. Un detenuto palermitano di 58 anni è morto nel carcere di Augusta nel pomeriggio del 6 gennaio. L'uomo avrebbe avuto un malore e poco dopo aver chiesto aiuto a un agente di polizia è deceduto all'interno della sua cella. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e la salma è stata posta sotto sequestro. Suicidi, arresti e aggressioni agli agenti, troppe le criticità negli istituti penitenziari siciliani. Nel maggio scorso, sempre nel carcere di Augusta, erano morti 2 detenuti. Facevano lo sciopero della fame da 60 e 41 giorni rispettivamente e nessuno all'esterno della struttura lo sapeva. E non è tutto. La direttrice del carcere è stata rinviata a giudizio per la morte di un altro detenuto ancora, il suicidio di un uomo dalle condizioni psicologicamente fragili. Nel penitenziario intere sezioni sono senza docce nelle celle e una media di 40 persone deve usare appena 3 docce in condizioni fatiscenti e la direzione dell'amministrazione penitenziaria continua a trascurare una situazione esplosiva, denuncia il sindacato di polizia SIPPE. Voltiamo pagina, belli come con i filtri di Instagram. I social sono diventati il nuovo riferimento per la medicina estetica a basso prezzo, ma ad alto costo per la salute. Attenzione ai guru senza autorizzazioni. Solo i medici possono iniettare sostanze nel vostro corpo, spiega una chirurga plastica alla TG Sicilia, Eva Spampinato. Belli a tutti i costi, anzi a basso costo, anche a costo della salute. Vi mostro lo sparo in diretta. I filler fatti in casa con la penna di acido ialuronico sono virali sui social e vengono pubblicizzati da estetiste straniere o da centri estetici che non potrebbero effettuare questi trattamenti. Proviamo a chiamarne uno che si trova a Catania e sentite cosa ci risponde. Centro estetico, salve. Fate trattamenti con la Hyaluron Pen? Al momento no. Ok. Prossimamente lo troverà. Ma l'operatrice è sempre una estetista o è un medico? Sì, sarà un estetista specializzata. La Hyaluron Pen, il gonfialabbra, sui social sta spopolando. Il prezzo del trattamento è molto inferiore rispetto a quello eseguito dai medici di chirurgia estetica, ma si tratta di un'operazione che può essere eseguita solo da un medico. La Hyaluron Pen è un dispositivo che per aria compressa, quindi con eccessiva pressione, spara dentro il tessuto, in questo caso la mucosa labiale, dell'acido ialuronico. È
una manovra apparentemente non invasiva perché non ha degli aghi, ma in realtà inietta una vera e propria sostanza, quindi un filler che ricordiamo essere sempre dei dispositivi medici di classe terza, che quindi può iniettare soltanto un medico. Ci sono delle figure non professioniste del settore, quindi non medici, vengono principalmente dall'est, quindi tra la Russia, l'Ucraina, che in Italia si avvalgono della facoltà di fare questi filler o dei botulini, per esempio, comunque dei trattamenti medici, perché dicono al loro paese essere consentito loro fare queste metodiche, queste pratiche. E mentre prima erano le dive della televisione il canone di bellezza di riferimento, adesso lo sono i filtri di Instagram. Il cliente viene da lei e cosa le chiede? Spesso mi chiede di assomigliare al suo alter ego di Instagram con un filtro, e quindi mi chiedono determinate caratteristiche perché le vedono possibili tramite un filtro. Questa sono io senza filtri, si vedono le occhiaie, le imperfezioni della pelle, e questa invece sono io con il filtro. Tutti quei filtri che rendono la pelle perfetta, liscia, le labbra più grandi, il naso perfetto, o quelle che appunto scolpiscono l'ovale del volto con zigomi molto alti, mandibola pronunciata. Anche la dottoressa Di Stefano prova il filtro su di sé. Io consiglio sempre di agire in sicurezza e secondo canoni anche di etica, cioè non esagerare e rispettare sempre l'armonia e le proporzioni del volto. Consigli importantissimi e saggi. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco per il calcio, le batoste di inizio anno di Catania e Messina. State con noi. Eccoci nuovamente insieme con il calcio. Il Catania comincia male il 2024, sconfitta netta a Crotone. I calabresi si impongono con il punteggio di 3-0. Marco Carli. Continuità questa sconosciuta, dalla vittoria netta, seppur agevolata dall'avversario di Benevento, alla sconfitta pesante di Crotone. In mezzo le festività natalizie e il mercato che porta volti nuovi, ma non può nel breve volgere di una partita cambiare le tendenze. Il Catania mostra tutti i suoi conosciuti limiti, scarsa circolazione della palla, errori evitabili e poca concretezza davanti. Il Crotone si mostra squadra di caratura superiore nonostante l'assenza di Tumminello. I calabresi vanno in vantaggio con Giron, che sfrutta il tocco di Petriccione su calcio piazzato, spedisce un tracciante sotto la traversa. Posizione della barriera più che rivedibile, così come il riflesso di Betters, anche se il tiro comunque centrale è molto forte. Nella ripresa il Catania entra in campo con uno spirito diverso. Zanellato sfiora il gol con un colpo di testa ravvicinato su cui è bravissimo Dini, ma l'errore dietro l'angolo. Questa volta lo commette Curado, che apre in orizzontale in modo poco preciso. Ne viene fuori una ripartenza calabrese. Petriccione imbecca alla perfezione Gomez, che manda la palla in rete. Non tanto tecnicamente, ma mentalmente non siamo alla pari di queste squadre, quindi oggi ripeto, io stranamente devo cercare di essere saggio, perché sapevo dove venivo, sapevo i problemi di questa squadra. Un'altra palla persa dai rossazzurri porta al gol del 3-0 di Vinicius, che si incuna in area battendo Betters. Nel finale c'è tempo per un tiro di Di Carmine, che trova ancora un prontissimo Dini. Non c'è verso di segnare, Lucarelli guarda oltre e si prende le responsabilità del momento. In un mondo non solo calcistico, ma un po' come funziona in Italia, dove premier, assessori, sindaci, direttori, nessuno si prende mai le responsabilità, io me le prendo perché sono abituato a fare così. Saggio. Si è fermata a 4 giornate la serie utile del Messina, sconfitto in casa dall'Audace Cerignola. Domenica prossima trasferta a Caserta senza gli squalificati Ortisi e Scafetta. Sergio Colosi. La sconfitta contro l'Audace Cerignola lancia al Messina l'ennesimo segnale in chiave mercato, mascherato dagli ultimi 4 risultati positivi prima della sosta. La squadra va rinforzata in tutti i reparti e se prima era una questione di qualità, dopo le 4 rescissioni della scorsa settimana, adesso lo è anche di quantità. Un Messina operaio e volenteroso non può concedere il vantaggio di un uomo al Cerignola, squadra tecnica da play-off, come avvenuto con l'espulsione di Ortisi per farlo su D'Ausilio, lanciato a rete. Lo stesso D'Ausilio ha propiziato gli assist dei 2 gol pugliesi, prima di Malcore e poi di D'Andrea, con la difesa giallorossa sguarnita e poco attenta, inframezzati dal primo centro stagionale di Marco Zunno. È un grandissimo peccato, sono contento di aver fatto il primo gol con questa maglia,
ma purtroppo questo gol serve a poco. Siamo rammaricati per non aver portato nemmeno un punto a casa. Certo, sì, ci abbiamo creduto perché nonostante l'inferiorità numerica che abbiamo avuto dopo neppure 20 minuti, comunque dopo il pareggio le occasioni per poter far gol e per poter portare la partita a casa ci sono state e quindi per questo ci dispiace tantissimo. In classifica Messina quart'ultimo, sempre più dentro i play-out. Domenica prossima trasferta a Caserta contro la vice capolista senza gli squalificati Ortisi e Scafetta. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è alle 20, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.